Buonasera e benvenuti al TG Sicilia, i titoli di questa edizione. L'eroe delle notti magiche d'Italia 90 non ce l'ha fatta. Il mondo del calcio piange Totò Schillaci, morto questa mattina all'ospedale civico di Palermo. Una processione continua di sportivi e gente comune alla Camera Ardente allestita allo stadio Barbera. Volevano recapitare droga e cellulari all'interno del carcere di Caltanissetta usando un drone. Il piano sventato dai finanzieri del Gico di Catania e Caltanissetta. 2 gli arresti. Sarà un G7 aperto a chi vorrà intervenire. Il ministro Lollobrigida ha presentato i lavori del G7 Agricoltura in programma dal 21 al 29 a Siracusa. Howard Schultz, il fondatore di Starbucks, le famose caffetterie degli Stati Uniti, mette per la prima volta insieme tutti gli agricoltori della Valle del Belice e punta all'olio di oliva siciliano. Il vostro prodotto è il migliore del mondo. Il futuro del porto di Catania secondo Confindustria. Entro il 2025 è previsto un hub per crociere e yacht di lusso e la rigenerazione dell'intera area che vedrà un incremento di flussi stimato in quasi 400.000 crocieristi l'anno. E poi il calcio, emergenza centrocampo nel Catania. Per la trasferta di Giuliano Toscano perde Di Tacco e De Rose. 2 stop prolungati che costringono il tecnico dei rossazzurri a rivedere l'assetto della mediana. Palermo, il mondo del calcio e non solo piangono l'eroe delle notti magiche d'Italia 90. Non ce l'ha fatta Totò Schillaci, l'ex attaccante della nazionale, è morto questa mattina all'ospedale civico di Palermo. Una processione continua di sportivi e gente comune alla Camera Ardente allestita allo stadio Barbera. Francesco Triolo. Alle 9.55 Totò Schillaci si è arreso. Le sue condizioni erano già disperate nella serata di ieri. Oggi i suoi occhi, spiritati, come ai mondiali del 90, quando non gli concessero un calcio di rigore, si sono purtroppo chiusi. Il calcio italiano dice addio ad un grande campione, si è spento a 59 anni dopo aver combattuto. Notizia della scomparsa di Schillaci fa piangere l'Italia intera, in particolare Palermo, che oggi si è stretta attorno al suo campione. Prima il saluto all'uscita dalla camera mortuaria dell'ospedale civico, poi allo stadio Barbera dove è stata allestita la Camera Ardente. Quello degli anni 90 dove lui veramente ha fatto qualcosa di incredibile per la città di Palermo e lo ricordo con quello sguardo, con quella forza, con quella grinta che l'ha contraddistinto per tutta la sua carriera. Il suo momento magico praticamente, grande Totò. L'ho sentito meno di un mese fa, gli ho detto Totò dobbiamo andare in America, mi disse Sasà portami in America e ha risoccato. Mi dispiace, un grandissimo ragazzo, non riesco a fare neanche a parlare. Forza Totò. Lacrime e rabbia, anche il Palermo ha reso omaggio all'ex calciatore. In squadra c'è anche il nipote di Schillaci, ovvero Checco Di Mariano. Le parole del presidente Rosanero Mirri. Il più grande calciatore italiano nel mondo, sicuramente il più grande calciatore palermitano nel mondo. Domani Camera Ardente dalle 7 alle 22, in arrivo a Palermo dovrebbe esserci anche Roberto Baggio. Venerdì i funerali alle 11.30 in cattedrale. E adesso il ricordo degli ex compagni, quelli del Messina, di Scoglio e di Zeman. Sentiamoli nel servizio di Francesco Triolo. La notizia della morte di Schillaci a Messina è arrivata quasi subito, rimbalzata nella chat di quelli che erano i bastardi di Franco Scoglio. Lui è stato uno dei simboli di quella CR del presidente Turi Massimino. Arrivò dall'Amat Palermo insieme a Carmelo Mancuso. Totò, era genuino, era irrazionale, era di quelli che nel calcio ne incontri pochi. Spesso mi fanno una domanda: con chi hai giocato, chi è stato il calciatore più forte? Ho giocato contro Maradona, Van Basten, Rijkaard, tantissimi ne potrei dire, ma devo dire che ho giocato anche con Totò Schillaci e Totò Schillaci per me è un grandissimo campione. 2 promozioni alla C2 e la C1 con Ballarò in panchina e nell'86 il salto in B con il professor Franco Scoglio. Perché lui era scherzoso, perché lui era il più piccolo e il più monello forse, soprattutto in campo, nel senso che non gliene fregava niente di quello che è il grande mister del Franco Scoglio. Un ragazzo è un uomo speciale dentro lo spogliatoio,
divertente, forte sul campo, e perdita grande anche per la famiglia, sentite condoglianze, e che volete che vi dica, io in questo momento mi sento un po' disorientato perché mi rivedo il film dell'infanzia con lui, quindi... È durata una decina di minuti la bomba d'acqua che ha colpito soprattutto la zona alta di Siracusa. Tutto è accaduto intorno alle 12:30 con una pioggia battente che ha trasformato le strade in fiumi in piena, proprio nel momento in cui molti studenti uscivano dalle scuole. Traffico in tilt per un po' e poi è tornato a splendere il sole. Nel pomeriggio il maltempo si è spostato sul Catanese con una pioggia intensa che ha provocato vari allagamenti. E cambiamo argomento, cercavano di introdurre droga e cellulari nel carcere di Caltanissetta. 2 le persone arrestate, sequestrato anche un drone che sarebbe servito per recapitare la merce. Emanuela Corsi. Volevano recapitare droga e cellulari all'interno del carcere di Caltanissetta utilizzando un drone. Un piano ben congegnato che però è stato sventato dai finanzieri del GICO di Catania e Caltanissetta. I militari hanno sorpreso 2 uomini ad armeggiare nei pressi dell'istituto di pena, dove è stato intercettato anche uno zaino pronto ad essere trasportato con il drone. All'interno c'erano 10 microcellulari, 2 smartphone, 12 schede SIM, accessori necessari per la ricarica dei telefonini, 100 grammi di marijuana e oltre 150 grammi di hashish. L'ulteriore attività investigativa dei finanzieri ha permesso di intercettare anche un'autovettura intestata ad uno dei 2 uomini, al cui interno sono stati trovati una valigetta con un drone professionale e 5.000 euro in contanti occultati sotto lo sterzo dell'auto. Soldi che sarebbero serviti per pagare il compenso al pilota del drone che avrebbe appunto dovuto introdurre la merce nell'area del carcere. Gli indagati sono stati arrestati. Beni per un valore complessivo di 12 milioni di euro sono stati sequestrati dalla DIA a un noto commercialista di Messina. Secondo le indagini, il commercialista avrebbe da sempre strumentalizzato la sua attività professionale per realizzare truffe, guadagnando enormi corrispettivi. Il provvedimento: 9 CAF, 7 appartamenti, un fabbricato e 17 terreni. E sarà un G7 aperto a chi vorrà intervenire. Il ministro Lollobrigida oggi a Buongiorno Sicilia ha presentato i lavori del G7 Agricoltura, in programma dal 21 al 29 a Siracusa. Roberta Lunghi. Ho individuato in Siracusa il luogo dove poter svolgere questo G7, cioè tra virgolette la vetrina in cui si mostra la nostra cultura, si mostra i nostri monumenti, si mostra la nostra storia e vengono esposti i nostri gioielli. Siracusa, vetrina scelta non a caso per il G7 Agricoltura. Una città unica, l'ha definita il ministro Lollobrigida oggi all'interno di Buongiorno Sicilia, presentando con entusiasmo i lavori previsti dal 21 al 29 settembre. Ortigia sarà il centro di una settimana di appuntamenti con le delegazioni dei paesi membri del G7 sui temi di agricoltura sostenibile, sicurezza alimentare, innovazione tecnologica nel settore agroalimentare. Ci sarà una piazza di 3.000 metri che diventerà un campo di grano sul mare, le macchine agricole più innovative, le innovazioni tecnologiche dell'agricoltura 4.0 e la previsione dell'agricoltura 5.0, cioè quella che utilizzerà l'intelligenza artificiale. Sarà, ha detto il ministro, un G7 aperto. Alle imprese, ai cittadini, ai tanti che devono contribuire attivamente, quando lo vogliono ovviamente, al dibattito. Al centro dei lavori la gestione delle risorse naturali, la lotta al cambiamento climatico, le strategie per garantire la sicurezza alimentare. Per il ministro è fondamentale la protezione dei beni alimentari, anche in Sicilia. Una terra che da sempre rappresenta l'eccellenza nelle produzioni. Purtroppo in questo momento è colpita da un fenomeno siccitoso sul quale siamo intervenuti in termini di ristori e faremo ancora altro. Purtroppo negli anni è stato tralasciato quello che è più necessario, conservare l'acqua. Intanto manca davvero poco all'inizio del grande evento, un sacrificio per i residenti, soprattutto del centro storico, con la mobilità rivoluzionata, ma una grande vetrina per tutta la città. E quanto ha ribadito anche oggi in conferenza stampa il sindaco Italia.
Howard Schultz, il fondatore di Starbucks, le famose caffetterie degli Stati Uniti, mette per la prima volta insieme tutti gli agricoltori della Valle del Belice e punta all'olio di oliva siciliano. Il vostro prodotto è il migliore del mondo, ha detto Luca Ciliberti. In tempi di particolare sofferenza per il comparto agricolo, l'idea rappresenta la prima esperienza d'unione ad ampio raggio tra gli agricoltori dopo il sisma del 1968 che ha segnato la storia della Valle del Belice. Per la prima volta, dopo 54 anni dal terremoto, è nato il Club degli agricoltori della Valle del Belice che mette insieme i coltivatori di questa porzione di Sicilia a cavallo fra le province di Agrigento, Trapani e Palermo, con l'obiettivo di garantire qualità uniforme alle produzioni, assistenza scientifica nella cura dei terreni e nelle coltivazioni. Un progetto talmente interessante che proprio il fondatore di Starbucks, la popolare catena statunitense che commercializza caffè in tutto il mondo, ha voluto tenere a battesimo. Olio d'oliva, olive da tavola non provengono soltanto dalla regione Sicilia, da quest'area in particolare Reggio, ma vengono anche dalla Grecia, dalla Spagna, e quindi il mio obiettivo, la mia aspirazione è far in modo che questa regione diventi la prima per quanto riguarda sia l'olio che le olive a livello mondiale. Ed è proprio l'olio d'oliva il business del futuro. Il comparto è in forte crescita, il prodotto italiano è sempre più richiesto nel mondo, in particolare l'olio extravergine siciliano risulta essere ad oggi uno tra i più pregiati. Il territorio del Belice, secondo i dati aggiornati, conta oltre 30.000 ettari di terreni coltivati. Di questi, più di 10.000 sono coperti da uliveti, dove la protagonista è la cultivar nocellara del Belice, venduta come olio da mensa e per olio extravergine d'oliva. L'idea del club è semplicemente cercare di unire tutti gli agricoltori della Valle del Belice, dove tutti hanno le stesse esigenze, cercare di dialogare tutti insieme per raggiungere un obiettivo. Il patron di Starbucks, Howard Schultz, ha annunciato che tornerà nella Valle del Belice a novembre per la campagna di raccolta delle olive. Secondo Confindustria, per il porto di Catania serve una vasta opera di razionalizzazione attraverso progetti chiari e ben definiti. E poi l'eterno dilemma degli archi della Marina, abbatterli o valorizzarli. Sentiamo Luca Ciliberti. Potenziare la zona destinata alle navi da crociera con la realizzazione della stazione marittima, per cui sono già disponibili 150 milioni di euro. Catania oggi, tra i 15 porti crocieristici più trafficati d'Italia, vedrà un incremento di flussi stimato ai quasi 400.000 crocieristi l'anno. E poi realizzare il molo di Levante, creare un hub nautico che accolga i grandi yacht di lusso, promuovere la rigenerazione dell'area retroportuale, snellire la burocrazia che rallenta gli investimenti, accelerando l'abbattimento delle barriere fisiche che separano il centro storico dal mare. Insomma, gli industriali catanesi hanno le idee chiare sul futuro del porto di Catania e stamattina hanno incontrato il presidente dell'autorità portuale della Sicilia orientale. L'unica paura è che poi intervenga la burocrazia, la lentezza un po' decisionale della politica, i finanziamenti, questo ci preoccupa. Ampliare il porto è ormai necessario per sostenere la crescita economica e migliorare la competitività del territorio. Basti pensare che l'economia marittima rappresenta uno dei pilastri del sistema produttivo italiano, generando complessivamente il 10% del PIL, con un valore superiore a 178 miliardi di euro l'anno. Siamo in partita, nel senso che la diga foranea è appunto in lavorazione. Nelle prossime settimane dovrebbero iniziare a essere collocati finalmente i massi che stiamo costruendo ad Augusta e niente, quindi sostanzialmente entreremo nel vivo del cantiere che si completerà a fine 2025. E poi l'eterno dibattito sul futuro degli archi della Marina, in una visione prospettica e di apertura del porto alla città. Secondo me bisognerebbe demolirli, ma dico subito che ogni volta che dico questa cosa la gente inorridisce. Questa è la situazione, peraltro in una delle parti, non so se si riesce a vedere attraverso la telecamera, la situazione a oggi, peraltro nell'area meno attraente, ecco, diciamo così. Ho fatto fare una proiezione virtuale e verrebbe così. Ogni volta che faccio vedere questa cosa anche i più scettici dicono però, quindi io credo che possa essere una bella cosa, ma ribadisco, è un confronto che bisogna comunque avere con i cittadini. E rimaniamo a Catania, da isola pedonale a piazza di spaccio, la metamorfosi di piazza Asciuti, dove residenti e ristoratori invocano l'intervento del comune. Da queste parti nessuno controlla. Tonino De Mana.
Un continuo andirivieni di auto e scooter, monopattini lasciati sulle aiuole, carretti in legno improvvisati, panchine sradicate, rifiuti, escrementi. Piazza Asciuti è l'immagine simbolo di una Catania che cerca di cambiare passo ma che resta zavorrata dai soliti problemi naturalmente irrisolti. Neanche l'isola pedonale sta risollevando la piazza, così, nonostante la presenza delle nostre telecamere, si assiste ad un passaggio continuo di mezzi. Questa che dovrebbe essere una piazza, una piccola oasi al centro di questo quartiere, di questo distretto storico di Catania, è diventato fondamentalmente un parcheggio, quello che era anni prima della ristrutturazione. Siamo pieni di macchine che arrivano a posteggiare fin dentro le aiuole, i motorini che sfrecciano e la situazione è diventata invivibile. Esasperati i residenti che denunciano un altro grave problema, quello dello spaccio di droga. Dalle 5 del pomeriggio dei ragazzi anche abbastanza giovani di età prendono in ostaggio queste panchine e questa piazza per iniziare a spacciare. Penalizzate anche le attività di ristorazione. Diciamo che i turisti la prendono a gioco, sai perché la prendono a gioco? Perché ci tirano anche le foto per fare vedere la sporcizia che c'è qua in Sicilia. C'è chi invece, prima di uscire tavole e sedie, provvede alla pulizia della piazza. Quindi so già che per rendere civile e rendere presentabile la piazza, a cui teniamo moltissimo noi esercenti, devo venire prima e sporcarmi le mani. Per tutto e per tutti servirebbero maggiori controlli. Nella provincia di Ragusa la siccità e la carenza di infrastrutture sono alla base della mancata crescita delle imprese. La città si classifica infatti tra le ultime province italiane per rete stradale, ferroviaria e logistica. Veronica Barbarino. La provincia di Ragusa isola nell'isola, non solo per la collocazione geografica nella sua accezione positiva, ma soprattutto per il gap infrastrutturale che la caratterizza. Si classifica infatti tra le ultime province italiane per rete stradale, ferroviaria e logistica. Basti pensare che la provincia viene toccata da solo 20 km di autostrada. Questo divario, insieme alla siccità dell'ultimo periodo dovuta al clima e alla dispersione idrica, sono le principali criticità emerse dal report della CNA provinciale, con il quale si mettono in luce le sfide che le imprese locali devono giornalmente affrontare. La dinamicità economica della provincia di Ragusa è nota da sempre. I settori attualmente più effervescenti sono l'agroalimentare e il turismo, ma naturalmente agroalimentare e turismo significa movimentare merci e persone. La condizione infrastrutturale di questa provincia non è stata mai brillante. Ci sono attualmente dei lavori in corso, l'autostrada Catania-Gela, l'altra strada, la Ragusa-Catania, ma è tutto a divenire. Si rischia, se non si accelera, di mortificare la vivacità di questo tessuto economico. Un'ulteriore preoccupazione riguarda la legge sull'autonomia differenziata, che potrebbe accentuare le disuguaglianze riducendo le risorse. Il report ha infine sottolineato l'importanza di una strategia che attragga nuovi investimenti, evitando che giovani e lavoratori qualificati migrino verso il nord. 20 anni fa scompariva Giuni Russo, una delle più belle voci della musica italiana, nata tra i vicoli di Borgo Vecchio a Palermo. Ora Milano le dedica un giardino pubblico. Eva Spampinato. Voglio andare ad Alghero in compagnia di uno straniero. È stata una delle più innovative e iconiche voci della musica italiana, non solo un simbolo della spensieratezza degli anni '80, ma un emblema di potenza e delicatezza allo stesso tempo, capace di sfondare ogni barriera, di mescolare generi e sperimentare, lanciare messaggi profondi, celati da ritmi da tormentone. Mia madre non lo deve sapere, non lo deve sapere, non lo deve sapere. La voce di Giuni Russo. Tra poco la pagina sportiva. Bentornati al TG Sicilia, adesso il calcio. Catania in emergenza in vista della delicata trasferta di Giuliano. Il centrocampo perde Di Tacchio e De Rose. Gli stop prolungati costringono il tecnico toscano a rivedere l'assetto della mediana. Tonino De Mana.
E ancora una volta il report medico a stravolgere pensieri e tattiche di Mimmo Toscano. Catania in emergenza anche per la trasferta di Giuliano, con il centrocampo ridotto all'osso e con scelte quasi obbligate. Le brutte notizie riguardano Di Tacchio, sottoposto ad intervento chirurgico dopo la lesione tendinea riportata durante la partita con la Juventus Next Gen. Il rientro in campo del 34enne è previsto a gennaio dopo la sosta natalizia. In vista delle prossime gare, l'allenatore rossazzurro dovrà rinunciare anche a Francesco De Rose, alle prese con un fastidioso infortunio muscolare. Il centrocampista 37enne resterà fuori almeno per i prossimi 3 turni di campionato. Probabile impiego in mediana per Sturaro e Verna, che ovviamente potrebbero non avere i 90 minuti nelle gambe. In difesa rientra Gherardi, che contro il Picerno ha scontato un turno di squalifica, mentre tornano a disposizione Gega, Montalto e Gimenez. La duttilità di alcuni elementi dà una mano comunque a mister Toscano, che può mischiare le carte e studiare nuove soluzioni in vista del match in calendario domenica con inizio alle 18:30. Turno casalingo per le 2 siciliane di Serie C, il Messina nell'anticipo di domani sera con la Casertana, il Trapani domenica pomeriggio con la Juventus Next Gen. Franco Camarasana. Tornano a giocare fra le mura amiche le 2 siciliane di Serie C dopo 2 trasferte in cui hanno raccolto poco in termini di punti. Il Messina giocherà in anticipo domani sera alle 20:45 la gara con la Casertana, squadra che ha avuto un avvio non buono in campionato, ma che non è da sottovalutare. Modica si attende dai suoi un ulteriore miglioramento dei progressi nel gioco evidenziati a Crotone, anche se non confortati da un risultato positivo. Stessa cosa il Trapani, uscito deluso dallo 0-0 di Taranto e che affronterà domenica la Juventus Next Gen. Sotto i riflettori il reparto avanzato, composto da ottimi giocatori ma finora con le polveri bagnate. Messina Casertana sarà diretta da Andrea Baratta di Rossano, mentre Gianluca Renzi di Pesaro dirigerà la gara del provinciale. Il giudice sportivo ha comminato intanto una multa di 2.000 euro al Messina per delle intemperanze dei suoi tifosi in quel di Crotone. E per stasera è tutto, grazie e buona serata.